Speriamo che sia un primo maggio di fiducia e di speranza. Di sicuro sarà un primo maggio di aperture, quelle che stanno proseguendo dal 26 di aprile, e ci sono i commercianti che, nonostante il primo maggio sia sempre stato festeggiato come la festa dei lavoratori, apriranno in maniera non solo simbolica ma anche concreta, perché appunto hanno fame di poter di nuovo tornare nelle piazze, fame per poter di nuovo fare anche gli affari e accontentare i clienti, ovviamente tutto in sicurezza. Ma questo coincide anche con la volontà di chi vuole festeggiare con le proprie famiglie. Lo scopriamo oggi con i nostri due ospiti. Da una parte Alessandro Tollon, Federmoda, Confcommercio, presidente provinciale, dall'altra parte William Pezzetta, segretario regionale della CGIL. Buonasera a entrambi. Buonasera. Buonasera. Allora Tollon, dicevo che questo è un primo maggio particolare, un primo maggio che può segnare un ritorno alla speranza, per voi, per tutti noi anzi, Sì. mi verrebbe da aggiungere. Beh, è un sabato, primo maggio, quindi si è pensato che il sistema commerciale dovesse riaprire, visto che abbiamo aperto e siamo tornati gialli solo lunedì scorso. Il sistema, quindi ristorazione, bar e commercio, vuole presentarsi questo sabato, proprio il primo maggio, anche in segno, diciamo, simbolico, con una quasi totale apertura. Ricordiamo che i centri commerciali sono chiusi, io mi auguro che anche questa cosa si superi. Comunque i centri storici saranno aperti e io credo che questa sinergia che c'è tra turismo, cioè nel senso della ristorazione, e il commercio in senso stretto, funzioni per dare un segnale sì di appetito dei commercianti o di fame, ma anche per i nostri clienti, per i fruitori della città che hanno voglia di vedere di nuovo un po' di apertura, di godersi un po' di libertà, di godersi una giornata a passeggio fra i negozi. Quindi diciamo che il segnale vuole essere lasciamoci i colori, quelli brutti, l'arancione e il rosso alle spalle e cerchiamo piano piano di ripartire. Pezzetta, ha sentito, è un segnale quello di gettarsi alle spalle quello che è accaduto, senza dimenticare ovviamente quello che la pandemia continua a comportare, insomma, l'ho detto prima, in sicurezza tutto ciò, ma questo coincide anche con il vostro messaggio che voi lancerete domani da alcune piazze, ovviamente in formato ridotto, queste manifestazioni, tra cui, lo ricordiamo, Cervignano per quanto riguarda la provincia di Udine. Chiedo se coincide, perché è sempre stato simbolicamente il primo maggio, anzi è proprio scritto una festa del lavoro. Sì, no, non coincide. Io voglio dire, intanto premetto che purtroppo vorrei anch'io poter ragionare dicendo ormai la nottata è passata, purtroppo siamo ancora dentro questa pandemia. Grazie alle vaccinazioni che stiamo facendo, mi auguro e ci auguriamo sicuramente tutti che si possa poi, insomma, con il tempo ritornare almeno a un minimo di normalità. Però ricordiamo che ancora oggi, insomma, siamo in una situazione molto ma molto delicata. Detto questo, no? E non possiamo permetterci altre ondate, perché se dopo arrivano altre ondate vorrebbe dire che chi timidamente prova a ripartire poi di nuovo si trova un arresto della sua produzione. Poi è vero, io capisco e comprendo che i settori che più sono stati martoriati dentro questa pandemia qua sono i settori del commercio, e posso comprenderlo. Però devo dire anche la verità, che se c'è una cosa che ci ha insegnato questa pandemia, che tutti diciamo anche, no? Che dobbiamo anche rivedere il nostro modello, dobbiamo rivedere anche il nostro modello di cultura, perché abbiamo capito che insomma l'ambiente se continuiamo così distruggeremo ovviamente l'ambiente e non possiamo correre come matti. Ecco, io credo che iniziare proprio nella giornata del lavoro, che dovrebbe significare anche una giornata di riflessione sulle conquiste del lavoro, ma anche sul senso che noi vorremmo, io mi auguro tutti, dare a un nuovo modello di sviluppo più sostenibile, ci debba far riflettere dentro un modello che non può essere consumo, non mi interessa quando, come, a tutte le ore 24 su 24. Allora, sia per
questioni io ritengo ancora di attenzione sanitaria, sia perché non sarà una giornata a cambiare tutto, poi permettetemi, capisco alcuni settori, ma gli alimentari, che è un settore che comunque secondo me dentro la pandemia ovviamente ha tenuto e per alcune realtà anche bene, sarebbe stato anche opportuno proprio pensare a tutte quelle lavoratrici che hanno dato tanto e che sono state, che sono ancora in prima linea, spesso 7 giorni su 7, e costringere anche il primo maggio, ecco, secondo me avrei gradito, come qualche realtà ha fatto, avere una sensibilità anche verso questo. Tollone ha sentito la risposta da parte di Pezzetta, non so se voleva aggiungere qualche altra sua considerazione. Sì, Non volevo non è creare che completamente un diverbio, ma comunque ci sono delle posizioni che coincidono da una parte ma dall'altra parte sono distanti. Le chiedevo anche se dal 26 aprile, quando avete riaperto, compatibilmente con questa incertezza di tempo, se avete avuto un trend positivo, diciamo, rispetto a prima, se la gente sta tornando nei negozi. Beh, voglio dire, su Pezzetta non è che in modo preconcetto sono contrario a quello che ha detto. Tra l'altro questa regione aveva stabilito che ci fossero alcune chiusure durante l'anno che ci avevano visto alla fine d'accordo sia sindacati che Confcommercio. Purtroppo poi la Corte Costituzionale ha cassato la norma, per cui oggi come oggi, dal 97, chi vuole apre tutti i giorni dell'anno. Questo è un po' diciamo la norma com'è in vigore in questo momento. Per il resto ripensare a un modello di sviluppo, anche un rallentamento se vogliamo, ci trova perfettamente d'accordo. Questo era un segnale, cioè come dicevo prima, anche simbolico, il 1° maggio, dopo tante chiusure, stiamo tutti aperti sia per i nostri clienti, ma anche per noi titolari di attività commerciali e per i nostri collaboratori che spesso sono stati anche in cassa integrazione, quindi con salari ridotti e quanto sappiamo molto bene. Per quanto riguarda questi primi giorni c'è stata un po' di vivacità, però non, come ci ha insegnato anche l'anno scorso, non è che c'è stato l'assalto ai negozi, c'è una timida ripresa. Io voglio cercare di essere ottimista, forse anche in questo momento c'è voglia di tornare a uscire, per quello proprio questo primo sabato speriamo che dia un segnale positivo a tutto il settore commerciale. Pezzetta, Tollon da una parte ha accennato a un tasto dolente la questione delle casse integrazioni, facciamo dare un nuovo messaggio di speranza, dice Tollon, per questa gente che è stata soprattutto in cassa integrazione, facendola appunto lavorare. Capiamo che il 1° maggio è una questione anche simbolica. Voi domani dal palco, da Cervignano piuttosto che da Trieste o da Pordenone, che messaggio lancerete? Beh, certamente noi domani faremo delle iniziative molto sobrie, ovviamente mettendo il primo punto l'attenzione ovviamente per il tema sanitario, e credo che più che altro io penso a una riflessione anche per il futuro. Quest'anno qua insomma è stato un anno molto duro sia dal punto di vista sanitario. Ricordo che nella nostra regione abbiamo avuto quasi 100.000 contagi, vuol dire che almeno una persona su 12 purtroppo ha dovuto fare i conti, no, con questo virus qua, e soprattutto quello che noi ci auguriamo che ci sia una ripartenza, visto che adesso con il recovery arriveranno, ci auguriamo anche molte risorse, una ripartenza ovviamente dentro uno sviluppo sostenibile, e questo vale anche ad esempio per il turismo, ma vale per il commercio, vale in generale, io penso un po' per tutti i settori, con un occhio forte di riguardo all'occupazione, perché la nostra grande preoccupazione riguarda soprattutto i settori che sono stati più colpiti, che ovviamente fino a che c'è il blocco dei licenziamenti ancora tiene, grazie anche agli ammortizzatori sociali. Non abbiamo dati precisi, io non lo so, credo che noi la vera dimensione dei danni che si sono subiti li avremo quando si leveranno il blocco dei licenziamenti. Per quello
mi auguro che si possa già prima individuare altre misure che possano ovviamente attutire questo. Volevo solo rapidissimamente, anche rispondendo un po' Prego. all'aspetto Prego, culturale, prego, prego velocemente che volevo fare una domanda a testa poi sulla questione del sì. coprifuoco magari. Prego. Ecco, io mi auguro solo che si ritorni un po', perché questa liberalizzazione selvaggia, penso, ha soprattutto colpito i negozi di vicinato, l'aspetto sociale, il tessuto sociale delle piccole e delle medie realtà. Io credo che ci sia bisogno, e mi auguro che tutti lo si capisca, che non può essere solo il libero mercato che regola tutto, perché poi alla fine magari la parte più sana di una società, di un tessuto, viene fortemente penalizzato. Tollone, questione del coprifuoco, veramente in 40 secondi, quanto vi sta penalizzando l'intera filiera del commercio in questo momento? È giusto toglierlo già da adesso? Cosa ne pensate? E anche per una questione poi del turismo, perché immagino a proposito di assunzioni che sia difficile anche chiamare degli stagionali. Assolutamente. Per quanto riguarda il coprifuoco, voglio dire subito che siamo consapevoli che la ripartenza debba essere slow, molto lenta e molto attenta per non tornare indietro. Però diciamo che consentire ai nostri ristoratori, ai nostri baristi di lavorare fino alle 11, centellinando i clienti, a mio avviso sarebbe stata una scelta opportuna. Con tutte le cautele del caso, concordo con Pezzetta, non ne siamo ancora fuori, quindi con tutte le cautele, però al ristorante ci si può andare anche prenotando, quindi chiudere alle 10, o meglio alle 10 dover essere a casa, mi pare penalizzare un settore che è già stato molto colpito e che è in grado di regolare i suoi accessi. In realtà in questo momento bisogna stare all'aperto, per cui insomma man mano che viene sera rinfresca anche la temperatura. Peraltro dopo sentiremo anche la testimonianza di un'agenzia di viaggio che parlerà di turismo, perché anche qui c'è in ballo, quando si parla di coprifuoco, non solo gli esercizi commerciali ma anche poi il turismo a ricaduta, è un'intera filiera. Stessa domanda anche a lei, Pezzetta, quanto può Chiedo essere... scusa, posso dire una cosa? Mi dica, Non veramente vorrei che 15 fosse secondi per dare la parola a un'estate colori. Pezzetta. Prego. Sì, non vorrei che fosse un'estate a colori, ecco, perché sarebbe dal lato turistico veramente la fine. Pezzetta, domanda sul coprifuoco, quanto può anche determinare un crollo almeno psicologico per il turismo? Sappiamo che partiranno le stagioni dal 15 di maggio. Io capisco che questo non aiuti, d'altronde credo che nessuno voglia, insomma, mettere delle norme, delle regole, dei paletti solo così per divertimento. Credo che noi dobbiamo anche stare un po' quelli che i comitati tecnici e gli esperti dicono e fanno proprio per evitare ricadute più pesanti. Ricordo che ad esempio in Germania, in Francia, ancora adesso, insomma, alle 10 c'è coprifuoco, per cui non credo che siano norme fatte così per far dispetto, sono norme che devono tener conto di situazioni molto delicate, anche perché sarebbe deleterio ancora un'altra ricaduta, ancora un'altra ondata negativa. Certo, meglio un passettino in avanti piuttosto che 3 passi indietro tra pochi giorni. Grazie a entrambi gli ospiti, vi auguro una buona serata, Alessandro Tollone e William Pezzetta. Buona serata. Grazie, una buona serata. Salute. Pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti. Eccoci tornati in linea, in collegamento con Screenshot, ultima parte e anche l'ultima parte di questa settimana. Abbiamo Lorena Romare, Agenzia Viaggio Turismo 85. Vi avevo promesso prima che parlavamo di turismo, nonostante avessimo parlato di e-commercio, un po' una filiera che si allunga questa, e l'ultima domanda era sulla questione del coprifuoco, tutti spaventati da questo coprifuoco perché psicologicamente potrebbe indurre anche qualcuno a non prenotare le prossime vacanze. È così? Sì, è così? Esatto, è così. Alcuni stanno, la voglia di vacanza c'è, le persone stanno entrando in agenzia, c'è la fila. Il problema di confermare, di definire effettivamente il tutto sono tutte queste insicurezze su quello che effettivamente saranno le regole per l'estate.
C'è il coprifuoco che è il primo limite, quindi chiaramente è impossibile chi magari non è in villaggio turistico, dove comunque i villaggi non avrebbero questo tipo di problema, però sarebbero limitati a certi tipi di strutture ed escluderebbero magari le strutture più piccole senza ristorante, certi agriturismi, certi bed and breakfast, certe dimore particolari. Quindi la gente aspetta anche questo, aspetta di capire se effettivamente viene tolto come pare e come ci auguriamo tutti questo coprifuoco, e quindi se non altro per la parte Italia andrebbe un attimino più serena. Dall'altra parte, Romare, scusa se la disturbo, prendo la parola, dall'altra parte vedo tanti servizi, vedo tante immagini di queste isole greche, covid free, su cui si è puntato molto. La gente ha percepito questo tipo di messaggio? Si sta rivolgendo alle vostre agenzie anche per chiedere magari di andare all'estero piuttosto che in Italia per quest'estate? Sì, c'è la richiesta per l'estero e ancora il limite, chiaramente parliamo di estero al momento mediterraneo, il grosso delle richieste. C'è solo un po' di titubanza sulla questione della quarantena, perché attualmente, ieri è stata estesa da ordinanza ministeriale fino al 15 di maggio la quarantena di 5 giorni al rientro per motivi turistici, e questo potrebbe essere per molti un grosso limite, per chi non ha la possibilità di estendere le ferie o comunque l'astensione dal lavoro, diventa un limite non da poco. Quindi alcuni prenotano serenamente mettendolo in preventivo già come durata di vacanza estesa, parliamo tendenzialmente, altri invece aspettano un attimo di capire se c'è questa possibilità, se c'è la possibilità di evitare questa quarantena. E gli operatori se lo stanno chiaramente augurando, stanno facendo un sacco di attività anche per venire incontro ai clienti, sia pagando loro i test, i tamponi, quindi dando degli sconti sulle pratiche a copertura di queste spese che devono sostenere, e anche limitando al più possibile le cancellazioni. Quindi pur di far ripartire il mercato, gli operatori stanno veramente cercando di vendere un prodotto aperto e facilmente modificabile o cancellabile. Ci sono tutti i voucher dell'anno scorso che adesso vengono rimessi sul mercato, e quindi la gente che anche l'anno scorso appunto ha dovuto cancellare, quest'anno ci riprova. Sì. Lei ha toccato il tema operatori. Leggo che in Friuli Venezia Giulia, nella legge Omnibus, nasce l'albo Agenzia di Viaggio e Tour Operator Friuli Venezia Giulia. Cosa comporterà per voi? Allora, non sono ancora stati resi pubblici i dettagli, credo, perché è una cosa abbastanza recente. E si tratta tendenzialmente di creare appunto quest'albo con un elenco di agenzie e tour operator certificati, quindi con dei codici, con delle autorizzazioni che operano in maniera trasparente, corretta, con coperture assicurative che possano tutelare anche il cliente stesso. C'è anche in Friuli molto abusivismo, sia da parte di privati sia da parte di associazioni che creano appunto questi pacchetti in maniera molto, molto easy, diciamo, senza adeguate competenze, ma soprattutto assicurazioni e tutele del cliente finale. Quindi questa è una cosa che alle agenzie sicuramente aiuterà parecchio, anche soprattutto per i gruppi. C'è un grandissimo abusivismo sui gruppi di adulti, di qualsiasi tipo sostanzialmente, qualsiasi attività che può essere legata a un turismo, si crea il gruppo culturale, si crea l'uscita e quant'altro. Certo, l'anno scorso, ed è quello che ci ha insegnato un po' la pandemia, è il turismo di prossimità. Abbiamo parlato però anche dell'estero prima. Sarà così anche quest'anno, questo turismo di prossimità, secondo lei? Mete vicine... Da come si muove il mercato, c'è già tanta richiesta anche per l'estero, ma ci sono tutti i viaggi di nozze che sono stati cancellati l'anno scorso, che quest'anno chiaramente riprovano a voler partire. È un viaggio di nozze, non lo si fa di prossimità perché chiaramente viene considerato il viaggio della vita. E stiamo un attimino attenti, prendiamo un attimino tempo per capire poi se effettivamente
ci sarà un'apertura su destinazioni a lungo raggio. Qualcosa c'è sulle Maldive, ci sono già prenotazioni richieste, Seychelles ci sono già prenotazioni non significative come in un periodo normale, però la voglia delle persone c'è. Qualcuno è più temerario, diciamo, sì, e prenota già, altri aspettano un attimo di capire, ma anche noi ogni tanto ci troviamo nella situazione di dover suggerire di capire un attimo come poi si apriranno i vari paesi esteri. Tendenza più comunque alla sostenibilità, questo turismo di sostenibilità, turismo in campagna, agriturismi piuttosto che grandi hotel, colline piuttosto che città o città d'arte, cosa pensa? Cosa vede? Al momento grande mare, al momento mare. C'è la voglia di tornare al mare. C'è la voglia di tornare al mare, fanno delle pratiche magari anche di montagna, ci sono richieste di montagna, però la voglia è quella di andare al mare nella maniera più assoluta. Si stanno scoprendo regioni che magari fino a qualche anno fa erano un attimo l'alternativa e non la prima scelta, parliamo di Calabria, parliamo di Basilicata e oltre le classiche Sardegna, Sicilia, Puglia che oramai fanno da padroni. Senta, secondo lei Friuli Venezia Giulia si difende bene? Gente che vuole invece venire all'incoming, gente che vuole venire in Friuli Venezia Giulia, scoprirlo appunto perché è una regione piccola, contiene tutto. Allora, se parliamo di mare abbiamo gli operatori Lignano, Grado, hanno detto che hanno già parecchie richieste, sia dall'Italia che dall'estero. L'estero è abbastanza normale, siamo abituati al turista tedesco, al turista austriaco. L'Italia magari eravamo un po' meno abituati. Adesso hanno scoperto molto di più che non negli anni scorsi anche questo turismo italiano, insomma, sulle nostre coste. Si è rivalorizzato un attimo quello che abbiamo tra di noi sostanzialmente. Le chiedo l'ultima cosa, anche perché la stanno ascoltando tanti telespettatori, magari anche un consiglio a chi in questo momento magari legge, vede direttamente sugli smartphone, va a prenotare, prenotazioni che si possono cancellare, i classici tour operator che li trova direttamente ormai sulle app. Lei cosa consiglia per quest'anno? Cosa consiglia di fare? In poche parole. Onestamente l'attività dell'agenzia, soprattutto in questo momento, è importante come intermediazione, come figura di sicurezza, di un riferimento preciso e aggiornato su come evolvono le cose. Spesso chi prenota online poi di fatto non ha un riferimento che risponde immediatamente. Magari ci sono operatori stranieri, operatori che rispondono via mail chissà dopo quanto, in una situazione in continua evoluzione, perché la verità è che ancora non sappiamo se le cose, ce lo auguriamo tutti chiaramente, evolvano al meglio come pare stia andando adesso e quindi c'è un discreto ottimismo, però dovesse ripresentarsi una situazione insomma un po' difficile come poi è stato l'autunno scorso in cui d'improvviso si è chiuso tutto, e credo che ancora l'importanza di un riferimento preciso che mostri la faccia, come siamo abituati a dire, sia importante. Certo, il rapporto insomma tra le persone... Esatto, soprattutto perché poi a monte ci sono delle garanzie del consumatore, chiaro, ogni operatore ha le sue regole, ogni policy di cancellazione è diversa, però a monte c'è una tutela del cliente. Bene, ringraziamo allora Lorena Romare, Agenzia Viaggio Turismo 85 per questo suo intervento, le auguro buona serata. Buona serata a lei, salve. Bene, questo era anche l'ultimo intervento, a me non resta che salutarvi, augurarvi un buon weekend, ci vediamo prossima settimana sempre con Screenshot 19:45, arrivederci.